perché oggi è il nostro Rewind. Buongiorno Taranto, sono le 7:21 del 8 aprile 2026. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione e la musica mattutina di Cittadella alla radio. Buongiorno da Francesco Casula, buongiorno a Gisberto Nicoletti. Informazione tecnica per Gisberto che ci segue dalla regia. Ho uno stranissimo ritorno in cuffia, una specie di eco che non riesco a comprendere benissimo, ma va bene, può succedere. Allora, ben trovati a questo appuntamento con l'informazione, appunto, e quindi oggi vi racconteremo davvero un bel po' di roba. Cominceremo con l'ex-Amiu, con Kim Ambiente. Ieri fumata nera al tavolo tra comune e sindacati. Le organizzazioni sindacali sono uscite dall'incontro con il comune e i vertici dell'azienda sostanzialmente delusi, dicendo non ci è stato detto nulla che in qualche modo non sapessimo già, a partire dalla natura pubblica dell'azienda. Amiu rimarrà pubblica finché ci sono le condizioni, come dire, premio GAC. Poi sostanzialmente le due proposte per rilanciare il termovalorizzatore, solo una insomma sarebbe in qualche modo compatibile con le esigenze e le finalità volute insomma dal comune. Vedremo che cosa accadrà, perché di fatto la situazione non è cambiata. Poi ci sposteremo invece a Castellaneta per raccontarvi una storia davvero allucinante, una pasquetta di terrore per un gruppo di ragazzi che stava festeggiando in una villa e dopo una discussione con una persona che si trovava all'esterno, 6 di loro sono stati travolti dall'auto e uno è in gravi condizioni. Vi racconteremo i dettagli con Dario Benedetto di Gazzetta del Mezzogiorno, collega che ha seguito e scritto questa storia. Poi ci sposteremo invece tra le diverse basi della Marina Militare, perché per la giornata del mare aprono unità navali, arsenale, diversi comandi militari della Marina, e comincia da oggi. Vi daremo il programma di tutti gli eventi e lo faremo in modo tale da raccontarvi quali andare a visitare e quando. E poi rimanendo in tema di basi militari, il nostro Castello Aragonese, sempre più protagonista del turismo, sempre un maggior numero di visite. Faremo il bilancio di questi giorni di Pasqua e poi avremo nostro ospite il parlamentare di Fratelli d'Italia Dario Iaia, responsabile del CIS, il contratto interistituzionale di sviluppo. Partiremo dal progetto di Piazza Fontana, che come sapete è stato rifinanziato, assegnato, e quindi insomma a breve partiranno i lavori, ma cercheremo di capire insieme innanzitutto quanti e quali fondi ha messo a disposizione il CIS e quali progetti sono stati finanziati, a che punto sono. Insomma, questa rivoluzione della nostra città tra Giochi del Mediterraneo, CIS, insomma è un investimento che in qualche modo dovrebbe vederci tutti protagonisti. Quello che stiamo vivendo è come dire una sorta di investimento per il futuro, per vedere una città migliore. E allora cercheremo di farci raccontare dall'onorevole Dario Iaia come la vedremo migliore la nostra città, anche grazie ai fondi del CIS. Questo e tanto altro oggi su Buongiorno Taranto, quindi mi raccomando, restate con noi per l'intera mattinata. Adesso però c'è l'oroscopo di Maia. L'oroscopo di Maia. Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maia e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, l'amore giocherà un ruolo fondamentale per il benessere sia individuale che di coppia. Ora riuscirete a fare tanti progetti con l'ausilio dei guadagni derivati dal vostro lavoro. La vostra carriera sta subendo una bella svolta. Toro, avrete una determinazione oggi nel lavoro che non conoscerà limiti. Ora è il momento di stabilire i vostri obiettivi con calma e pianificare le vostre mosse. In ambito economico le cose andranno piuttosto bene. Gemelli, la tenerezza e la buona intesa vi aiuteranno ad avere una relazione amorosa sempre più comprensiva. Il lavoro vi darà notevoli soddisfazioni. Cercate però di non dimenticare il riposo. Cancro, rivalutare qualche affare che avete lasciato perdere nel corso del tempo sarà una mossa molto fortunata, soprattutto se avete delle buone idee. Il senso di responsabilità familiare diventerà qualcosa di sempre più prezioso. Leone, le stelle annunciano una buona dose di sensualità e delle prospettive rosee per il futuro della vostra vita amorosa. Avrete in mente progetti ambiziosi e non ci penserete 2 volte prima di attuarli nel migliore dei modi. Vergine,
Avere un atteggiamento sereno nell'ambiente lavorativo è un primo passo verso una collaborazione molto produttiva. Facilitare il dialogo in famiglia vi darà una nuova disponibilità nei confronti di coloro che vi circondano. Bilancia. Non lasciatevi ingannare facilmente dai sentimenti. Questo può portare a piccoli fraintendimenti se siete all'interno di una storia d'amore. Dimostrate più coraggio in alcune circostanze lavorative sfidanti. Scorpione. Dedicare la vostra attenzione alle amicizie anziché all'amore e alla famiglia potrebbe essere una buona idea, specialmente se avete subito delle delusioni di recente. Il vostro impegno nel lavoro purtroppo non sarà pienamente apprezzato. Sagittario. Ci potrebbe essere molto più lavoro del solito da fare, ma non per questo vi lascerete abbattere dal peso delle responsabilità. La tenacia sarà un'alleata significativa nei momenti più difficili, ma voi evitate di commettere imprudenze. Capricorno. Le parole serviranno a poco negli scontri sia in ambito amoroso che familiare. Per chi è alla ricerca di un impiego, in questa giornata ci saranno alcuni segnali incerti. Inoltre, prestate attenzione a non spendere troppo. Acquario. L'amore è messo a dura prova da incomprensioni forti e preoccupazioni che non riuscite più a sostenere. Con i colleghi avrete delle discussioni. Sarà bene evitare una conflittualità troppo accentuata. Pesci. Purtroppo oggi sarete un po' stanchi, anche dal punto di vista mentale. Avrete bisogno di una vacanza più prolungata per poter riprendervi, anche se ora non ci sono troppi soldi, quindi puntate a qualcosa di economico. Oggi vi saluto con le parole di Vittorino Andreoli. La solitudine implica dei pensieri importanti, pieni di significato. Implica contemplazione, tranquillità e saggezza. Ciao a tutte e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. E grazie a Maya per averci raccontato quello che dicono le stelle, quello che suggeriscono almeno le stelle. Andiamo a dare invece adesso un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Cominciamo con Corriere del Mezzogiorno. Troppo lunghi per viaggiare in centro, lo spreco dei bus fermi nei depositi. Si parla delle BRT, ma delle BRT di Bari. 90 mezzi a metano da 11 metri costati alla regione 26 milioni sono stati assegnati a 28 città. Avete presente? Credo che siano i torpedoni, quelli a doppio, credo, non ne sono sicuro, però lo spiega bene il collega Vito Fatiguso, che lo scrive sul Corriere del Mezzogiorno. Nessun volo cancellato, finisce l'alert in aeroporto, il caso carburante a Brindisi diventa insomma un caso nazionale. Poi rientrato, fortunatamente sono arrivate le autobotti a rifornire lo scalo Ionio, lo scalo salentino. La frana lascia a piedi la Puglia, stoppa la circolazione dei treni tra Foggia e Pescara, chiusa anche la A14, gravi disagi causati dagli smottamenti in Molise e dirottati a Genova i soldi per la dorsale ferroviaria. Pensa che bello, eh? Stiamo costruendo il ponte sullo stretto, almeno insomma ci pensiamo a costruirlo, e nel frattempo stiamo franando. E infatti il titolo della Gazzetta del Mezzogiorno è: la frana adriatica, inutilizzabili autostrada A14 e linea ferroviaria, file shock, caos nelle stazioni, mesi per i lavori, ha detto la Protezione Civile. E poi si parla su Gazzetta anche di esteri, ultimatum di Trump, carburanti alle stelle, però tutto sommato questa notte è arrivata la buona notizia, una tregua di 2 settimane tra gli Stati Uniti e l'Iran. Non si dovrebbe bombardare in questi giorni, a patto che venga riaperto lo stretto di Hormuz, che dovrebbe quindi dare anche poi il via libera a una serie di paure che stanno insomma attanagliando legittimamente anche il nostro paese, come quello del lockdown energetico, per esempio. Insomma, poche cose buone, diciamo, stanno succedendo in questo momento. Ilva Flax toglie i veli al suo piano, i posti di lavoro saranno tutelati. Il pezzo a firma del direttore Mimmo Mazza sulla Gazzetta, e si parla anche di Eni, perché il governatore De Caro ha chiesto la revisione dell'AIA, dell'autorizzazione
valorizzazione integrata ambientale della raffineria di Taranto, perché alcuni limiti sarebbero dannosi per la salute umana. E quindi insomma Taranto, non solo Ilva, per la cronaca. Chiudiamo con la cronaca. Pasquetta con rissa Castellaneta, Marina investiti in 6 dopo la lite. Anche di questo parleremo tra pochissimo. Intanto però cominciamo i nostri approfondimenti. Vi parleremo dell'examio della fumata nera del tavolo tra comune e sindacati, ma non prima di avervi fatto ascoltare la New Hit. Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Sono le 7.34, noi torniamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani. Dopo Corriere Gazzetta, ecco l'edicola, la terra frana ancora, De Caro, emergenza, Puglia isolata. E poi ARPA e Ares inquinanti sotto la soglia del 36%, si parla della centrale di Cerano vicino Brindisi. Ancora fondi sottratti alla Puglia per i treni e la denuncia fatta dai sindacati, ne scrive il collega Iaccarino sull'edicola. E per chiudere l'effetto Mel Gibson, migliaia di turisti a Gravina in Puglia, la location insomma dove Gibson ha girato Passion e credo anche Passion 2, tra virgolette, il ritorno, la resurrezione, non la vendetta, ecco. Andiamo a dare un'occhiata invece al Nuovo Quotidiano di Puglia, l'edizione di Taranto. Nuova frana, Italia spaccata, autostrada e treni, stop e caos. Frattura in Molise, bloccata la dorsale adriatica, forse ci vorranno mesi. Insomma, se dovete partire, ecco, il tratto dell'Adriatica non è proprio quello consigliato. A questo punto vi conviene prendere forse la Basentana e fare il tratto tirrenico e poi provare a risalire, non so, da Bologna, dipende poi ovviamente da dove dovete andare, però è un casino, ragazzi, è veramente un casino. E ancora sul quotidiano, al centro della pagina, ex Ilva, futuro tra 1000 rebus, perdite da 582 milioni in 6 mesi, il pezzo firmato da Domenico Palmiotti che racconta il conto economico in ripresa ma non basta, Flax chiede, insiste sul prestito ponte dallo Stato. La notizia di cronaca, 3 ragazzini in coma etilico a Pasquetta, la storia raccontata da Reno Di Noi che fa il paio con quella che vi racconteremo stamattina, almeno 6 feriti dopo una lite a Castellaneta in cui un gruppo di ragazzini, dopo aver avuto una discussione con un altro giovane, sono stati falciati sostanzialmente dalla macchina di quest'ultimo che li ha travolti e poi ha abbandonato la macchina e si è scappato, facendosi ritrovare soltanto a distanza di un'ora. E chiudiamo invece con il quotidiano, l'ultima notizia, Chima Ambiente senza svolta, impianti o default. Proprio di Chima Ambiente parleremo nel nostro primo approfondimento dopo la musica, quindi vi aspettiamo qui. Intanto vi lasciamo in compagnia di Louis Tomlinson con Imposer e nel frattempo vi ricordiamo che siamo sui 96.5 e sul canale 94 del digitale terrestre. 7.39, buongiorno Taranto, questa è Cittadella la radio, Cittadella TV. Cominciamo i nostri approfondimenti qui a Buongiorno Taranto, cominciamo a parlare di Examio di Chima Ambiente, la società partecipata dal comune di Taranto con il compito di raccolta di rifiuti e igiene urbana. Ieri il tavolo, l'incontro tra i sindacati, i vertici del comune e dell'azienda, ma il risultato è una grande fumata nera. I sindacati che insomma si aspettavano risposte si sono detti delusi. È stato l'ennesimo incontro interlocutorio, ha detto Carmelo Sasso della Will Trasporti, e Cosimo Sardelli invece ha ribadito come in qualche modo sia necessario trovare una soluzione anche coinvolgendo la regione. La crisi finanziaria dell'Amiu è particolarmente significativa, oltre 43 milioni di euro di debiti, e bisognerà capire quindi se il futuro è quello di un salvataggio oppure se è destinata a finire nelle mani di qualche privato, ipotesi che poi tutte le forze in campo vorrebbero scongiurare. Ieri l'incontro, vi dicevamo, in municipio, ma ci racconta tutti i dettagli la nostra Valentina Castellaneta. Oggi abbiamo appreso, dopo le nostre insistenze, una serie di elementi che non conoscevamo. Primo, che stanno procedendo alla redazione di un nuovo contratto di servizio che dovrebbe approdare
a maggio in Consiglio Comunale, anche su sollecitazione dell'autorità garante, e su questo abbiamo chiesto che ci sia una ampia partecipazione non solo delle rappresentanze sindacali, ma di tutti i soggetti sociali della città, perché dovrebbe riguardare appunto la qualità e le condizioni del servizio nei prossimi anni. L'ulteriore elemento che abbiamo appreso dopo tante nostre insistenze, che in realtà i due project financing per il rilancio del termovalorizzatore, in realtà dei due uno sarebbe conforme alle caratteristiche tecniche, l'altro no. E da questo punto di vista abbiamo evidenziato in maniera chiara che la Regione, perché quegli impianti sono nel piano regionale dei rifiuti, deve avere un ruolo fondamentale. E abbiamo ribadito al sindaco che non a caso noi immediatamente il 31 di marzo avevamo già chiesto l'audizione alla quinta commissione consigliare della Regione. La nostra preoccupazione è che le condizioni attuali e gestionali ed economico-finanziarie dell'azienda possano diventare incompatibili con i tempi necessari per l'autorizzazione al revamping e per tutte le altre iniziative, e che anche quando arriverà il parere del super consulente incaricato dal Comune potrebbe essere un po' tardi, perché forse siamo arrivati a un punto di non ritorno dove il tempo stringe, ma stringe veramente tanto, e questo potrebbe essere incompatibile con un'operazione di salvataggio di clima ambiente che, voglio ricordare, non è solo un problema occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori. Ci sono circa 300 diretti e 150 somministrati, che è chiaro per noi sindacati è fondamentale, ma è anche un problema per il futuro stesso della città. Insomma, l'avete capito, la situazione è abbastanza complicata. In sostanza ci sono due aspetti da tenere a mente. Il primo è il buco dei debiti, oltre 43 milioni di euro che si possono sostanzialmente risolvere in tre modi. Ricapitalizzazione del comune, ma che è il socio unico, il proprietario, diciamo, dell'azienda, ma insomma è chiaro a tutti che anche il bilancio del comune è particolarmente ingessato e quindi una strada non praticabile. La seconda ipotesi è quella di una ristrutturazione dei debiti, e non a caso in questo momento è in corso una due diligence, cioè un'analisi della situazione economico-finanziaria da parte del professor Di Russo per capire quali possono essere le strategie da mettere in campo. La terza, purtroppo, è quella del crack, quella del, diciamo, di portare i libri in tribunale e dichiarare fallimento, che è un'ipotesi che secondo alcuni fa gola ai privati e che sindacati e comune vorrebbero in qualche modo scongiurare, perché la società in house è un patrimonio della comunità pubblica. Dall'altro esistono poi le strade per provare a uscire da questo pantano, come quello di rilanciare alcuni impianti. Amiu è proprietaria per esempio di un inceneritore fermo da una vita, che pure potrebbe dare il suo contributo al bilancio aziendale. Su quell'inceneritore ci sono state due proposte di project financing, cioè di partenariato pubblico-privato, per spiegarla in maniera semplice, ma ieri abbiamo appreso che solo una in qualche modo risponde a una serie di caratteristiche, ma al momento comunque quell'impianto resta fermo. La situazione è particolarmente complicata, ma cercheremo di continuare a raccontarvela. Intanto vi lasciamo con Mondo e questo bel pezzo che insomma stiamo ascoltando da qualche settimana, non male. Gis, ti piace? A me abbastanza. Questo è Feeling Myself. I Coldplay alle 7.56, il nostro rewind. Bentrovati in diretta qui su Cittadella, la radio Cittadella TV. Come annunciato è il momento di parlare di cronaca, lo facciamo dando il bentornato qui a Cittadella Dario Benedetto, collega di Gazzetta del Mezzogiorno. Buongiorno Dario. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora Dario, oggi abbiamo raccontato sulla Gazzetta del Mezzogiorno una storia particolarmente inquietante che arriva da Castellaneta, una lite tra giovanissimi all'esterno di una villa in cui si celebrava la Pasquetta, e poi una tragedia sfiorata. Sì, proprio così, una tragedia sfiorata nel giorno di Pasquetta, in un giorno di festa. Siamo a Castellaneta Marina, accade che all'esterno di una villa prima una lite fra un gruppo di ragazzini e un ragazzo maggiorenne, e poi accade che questo ragazzo monta in auto, ingrana la marcia e praticamente travolge l'intero gruppetto di ragazzini dico io, perché hanno un'età compresa fra addirittura 15 anni e 20 anni. Mamma mia, insomma, davvero molto molto piccoli. Tutti feriti e uno in particolare, mi pare di ricordare. Uno è stato trasportato d'urgenza a Santissima Annunziata di Taranto, grazie a Dio non rischia la vita,
però certamente ha riscontrato ferite più gravi rispetto agli altri. È una storia che comunque ha scosso Castellaneta, perché tutti conoscono quei ragazzini, famiglie per bene, mai coinvolte in episodi simili, e quindi purtroppo mi verrebbe da dire è qualcosa che può accadere a tutti oggi ormai. La cosa che ha fatto particolarmente rumore è anche il fatto che il conducente del mezzo che ha investito i giovani, dopo aver fatto un'azione del genere, probabilmente spaventato, sotto shock, non lo sappiamo, ha comunque, sicuramente quello che sappiamo è che ha abbandonato l'auto e si è dato alla fuga, ed è stato ritrovato soltanto la mattina successiva. Sì, Francesco, poi tra l'altro noi sulla Gazzetta del Mezzogiorno abbiamo anche pubblicato le immagini, le fotografie dell'automobile, quindi invito anche gli ascoltatori a andare a vedere in che stato sta la macchina, per farsi anche un'idea di quanto violento sia stato l'impatto. E ve la stiamo mostrando ora, la prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, che per chi ci ascolta in radio, lo dico, ha praticamente, immaginate, il parabrezza completamente sfondato, ma proprio bucato in 2 punti, e anche una serie di ammaccature del resto, il che vuol dire che l'impatto con i corpi, tra virgolette, è stato particolarmente terribile. Poi sicuramente noi avremo modo di approfondire la vicenda, perché onestamente ci saranno sicuramente sviluppi, ma ciò che conta adesso è che i ragazzini siano bene, fra virgolette, nessuno rischi la vita, e che dimentichino in fretta questa Pasquetta terribile trascorsa a Castellaneta Marina. E allora non resta che continuare a seguire questa vicenda, e grazie davvero a Dario Benedetto di Gazzetta del Mezzogiorno per avercela raccontata. Ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, Dario. A tutti, buona giornata a tutti. E noi invece adesso ci fermiamo tra un po', anzi prima di fermarci vi racconto un altro piccolo dettaglio di questa storia, e cioè che da ieri pomeriggio sono cominciate gli interrogatori da parte dei carabinieri delle famiglie dei ragazzi feriti per cercare di ricostruire la dinamica, e poi sarà il pubblico ministero Francesco Sansobrino a valutare la posizione del conducente e capire se e cosa contestare da un punto di vista penale. Chiudiamo qui la nostra prima parte di Buongiorno Taranto. Quando torniamo parliamo invece di navi militari, basi militari visitabili nei prossimi giorni per la giornata del mare. Adesso vi lasciamo all'informazione e alla musica, ma voi, mi raccomando, non andate via. Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Sono le 8. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella. Buongiorno dalla redazione. La guerra USA-Iran. Donald Trump ha accettato di estendere di 2 settimane la scadenza dell'ultimatum, precisando che lo stop ai bombardamenti vale a condizione che l'Iran consenta l'apertura immediata e completa dello stretto di Hormuz. L'Iran ha accettato la proposta di cessate il fuoco del Pakistan anche grazie all'intervento dell'ultimo minuto della Cina. Il primo round di trattative fra USA e Iran per mettere fine alla guerra è previsto a Islamabad per venerdì. Per Trump la questione dell'uranio sarà perfettamente risolta e l'accordo con l'Iran è una vittoria totale e completa degli Stati Uniti. Il premier del Pakistan, Sharif, annuncia che il cessate il fuoco è immediato e ovunque, inclusi il Libano e altrove. Israele invece sostiene la tregua ma ritiene che non riguardi il Libano. E con il cessate il fuoco annunciato dal presidente americano, il prezzo del petrolio crolla. Il Brent perde il 16% e va sotto i $92 e il WTI che affonda a 98
$28. Le borse di Hong Kong, Tokyo e Shanghai aprono le sedute tutte in netto rialzo. Volano i future sui listini di Wall Street. Critiche dai democratici americani nonostante l'accordo per il cessate il fuoco. Il presidente ha minacciato un genocidio contro il popolo iraniano deve essere rimosso, così afferma la deputata democratica Ocasio-Cortez. Trump ha fatto marcia indietro, il congresso non merita alcun credito, ha detto il deputato Ro Khanna. Il democratico Murphy dubita dell'accordo, visto che Stati Uniti e Iran sembrano parlare di termini diversi dell'intesa. Il presidente, almeno per il momento, ha concesso all'Iran il controllo dello stretto di Hormuz, dice che non aveva prima della guerra. Sarebbero diversi i missili balistici a corto raggio lanciati dalla Corea del Nord verso il Mare Orientale, secondo quanto riferito dall'esercito sudcoreano, in una serie di lanci avvenuti dopo che il presidente Lee Jae-myung aveva espresso rammarico per i voli di droni effettuati da privati nel territorio nordcoreano. I missili balistici hanno percorso circa 240 chilometri. Si tratta del quarto lancio confermato da parte della Corea del Nord quest'anno. In Italia, per la cronaca, Luigi Pala, operaio di 43 anni di Sassari, è stato travolto e ucciso da un'auto questa notte intorno alle 23 lungo la strada provinciale 15. Il 43enne aveva appena accostato con la sua auto sul ciglio della strada, probabilmente per un guasto. È sceso dalla vettura e ha attraversato la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un'altra macchina guidata da un uomo che non è riuscito a schivare l'operaio. L'automobilista si è fermato subito e ha chiamato i soccorsi. La procura di Sassari ha aperto un'inchiesta. Il calcio riparte la Champions League nel segno dello spettacolo con la vittoria 2-1 del Bayern Monaco per la super sfida dell'andata dei quarti di finale al Bernabeu contro il Real Madrid. Tedeschi in vantaggio a fine primo tempo con Luis Diaz, raddoppio di Kian a inizio ripresa. A un quarto d'ora dalla fine le merengue s'accorciano con Mappé che riaccende le speranze di qualificazione in semifinale per gli spagnoli in attesa del ritorno. Nell'altra sfida tra Sporting Lisbona e Arsenal la spuntano gli inglesi che segnano nei minuti di recupero. Ora i Gunners nel secondo round a Londra partiranno da un gol di vantaggio per volare in semifinale. E con questo è tutto, a più tardi. Cittadella Meteo. L'anticiclone continua ad essere protagonista sul nostro paese, garanzia di tempo stabile. Mattinata un flusso teso di Bora causerà un temporaneo aumento della nuvolosità sulle aree dell'Alto Adriatico. Nel pomeriggio non sono attesi grandi cambiamenti, il tempo risulterà ottimo ovunque con tanto sole da nord a sud, qualche nube in più sui rilievi appenninici ma senza fenomeni associati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Taranto torna in campo. Mercoledì 8 aprile alle 20:25 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto-Massafra. Incontro valevole come 32esima giornata del campionato di eccellenza pugliese. Mercoledì 8 aprile segui le emozioni a tinte rosso-blu su Cittadella, la radio. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania a Taranto. 2 minuti dopo le 8 mi improvviso Vasco Rossi, anche se questi erano in realtà Blanco ed Elisa con Ricordi, la new hit che apre la seconda ora di Buongiorno Taranto. E per cominciare bene ce ne andiamo a navigare un po' tra le basi della Marina Militare di Taranto, perché a partire da oggi, in vista della giornata del mare, della giornata del Made in Italy, i comandi della Marina Militare saranno aperti alle visite. Arsenale, tante unità navali, anche quelle in provincia come la Maristair Grottaglie. Ma i dettagli ce li racconta tutti Federica Pompamea. L'Arsenale, la scuola sottufficiali, il centro addestramento aeronavale e il castello aragonese sono solo alcuni dei luoghi che la Marina Militare aprirà gratuitamente ai cittadini in occasione della giornata del mare in programma sabato 11 aprile e della giornata del Made in Italy prevista venerdì 15 aprile. A Taranto sarà possibile visitare il 9 aprile dalle 9:30 alle 13 e dalle 14 fino alle 15:30 la nave Cavour, la nave Vulcano, la nave di Town di Revel e nave Etna, con ingresso dalla stazione navale del Mar Grande di Viale Ionio, e il comando zona affari a San Vito, aperto al pubblico fino alle 12. La scuola sottufficiali a San Vito invece sarà accessibile il 10 aprile dalle 8:30 alle 11:30, con conferenze illustrative riguardo attività di addestramento e formazione dell'istituto e visite al comprensorio, con aule, laboratori, alloggi, piscina, mensa e campi sportivi. Sempre a San Vito si potrà scoprire il centro addestramento aeronavale dalle 10 alle 12 e dalle 14 fino alle 16, con la visita dei
dei simulatori e delle attività dimostrative degli allievi. Il Castello Aragonese invece sarà accessibile l'11 aprile, ogni ora a partire dalle 9 fino alle 18, con ingresso da Piazza Castello. Il 15 aprile invece, in occasione della giornata del Made in Italy, si potranno visitare l'Arsenale e la mostra storica artigiana, alla Torre Orologio e il comando flottiglia sommergibili a partire dalle 9, con ingresso da Piazza Ammiraglio Leonardi Cattolica numero 1 per entrambe le visite. A Grottaglie invece l'11 aprile dalle 9 alle 12 ci sarà l'Open Day della stazione aeromobili con l'apertura del Museo Aviazione Navale, la mostra statica aeromobili e le simulazioni di volo. Tra le sedi di Brindisi invece si potranno visitare la terza divisione navale 3 a partire dall'11 aprile dalle 9 alle 12 e dalle 14:30 alle 16 con le unità navali presenti in sede, la stazione navale comprensorio difesa fino alle 16 e la brigata marina San Marco con stand espositivi e attività dimostrative. Insomma, per gli amanti del mondo della marina militare è un'occasione imperdibile. Gisberto, dov'è che vuoi andare tu? A vedere i sommergibili, caspita. Ma io ho visto solo unità navali, anche sottomarini ci sono. Non ci ho fatto caso, onestamente. Non credo, però mi sa che stavolta ti va malissimo, ma magari diamo un'occhiata meglio al programma e dettagliamo tutto. Resteremo tra un po' ancora tra le basi della Marina, resteremo in particolare al Castello Aragonese, che si conferma come sempre un attrattore incredibile per i turisti durante i giorni di festa, e vi racconteremo i numeri che sono stati fatti in questa settimana santa, in questi giorni di Pasqua e Pasquetta. 8:25, ripartiamo con Buongiorno Taranto e, come annunciato, rimaniamo tra le basi della Marina, ma in particolare nel Castello Aragonese, simbolo ormai dell'accoglienza turistica di Taranto e anche in qualche modo di una parte della rinascita della città negli ultimi anni, e meta ovviamente preferita da chi viene a visitare la città dei due mari. Ma com'è andata durante questa settimana di Settimana Santa e durante i giorni di Pasqua e Pasquetta? Ci racconta tutto la nostra Valentina Castellaneta. Oltre 2000 presenze è il dato che riguarda le persone che nel fine settimana di Pasqua hanno visitato il Castello Aragonese, un record raggiunto solo il giorno di Pasquetta con 1214 visitatori, dei quali 965 provenivano dal resto d'Italia, 206 invece i tarantini che hanno scelto di passare il lunedì dell'Angelo scoprendo la storia della città attraverso le mura del castello che sovrasta il canale navigabile. È stato il venerdì santo, a cavallo fra la processione della Dorata e quella dei Misteri, a registrare invece il maggior numero di presenze di turisti stranieri, 116, numeri positivi nonostante tutto, che però raccontano un ritorno alla normalità rispetto allo scorso anno, quando la tappa tarantina del Tour Vespucci nella Pasqua del 2025 aveva registrato un successo straordinario con circa 67.000 visitatori a bordo della nave scuola, mentre il castello aveva registrato 4.554 visitatori, di cui 1.847 provenienti da Taranto e provincia, 2.395 dal resto d'Italia e 312 stranieri. Questo evento aveva contribuito a un anno record per il Castello Aragonese di Taranto, che nel 2025 ha raggiunto la cifra storica di 174.000 ingressi totali. Un bilancio positivo, insomma, che racconta come i riti della Settimana Santa non facciano altro che richiamare turisti provenienti dal resto d'Italia e non solo. Insomma, è un bel momento però quando fai i conti e vedi che insomma qualcosa si sta muovendo, che si può vivere non solo d'acciaio, ovviamente, diciamo, come sempre ci siamo detti, i numeri non sono proprio gli stessi, però ecco, crescere, seminare magari ti aiuta a raccogliere tanti piccoli frutti invece di uno così grande come è ingombrante, come quello della monocultura dell'acciaio. Allora, quando torniamo invece vi raccontiamo le ultime novità di cronaca. Ora invece ce ne andiamo ad ascoltare un po' di musica. Vi facciamo sentire Time of My Life. Loro sono MGK. 3 minuti dopo le 8:30 siamo in diretta, era la nostra New Hit, e come annunciato dedichiamo oggi un'ampia pagina del nostro Buongiorno Taranto ai progetti e al futuro di Taranto, in particolare a quelli realizzati grazie ai fondi del CIS, il Comitato Interistituzionale di Sviluppo. Vediamo se una volta ci riuscirò prima o poi a dirlo
detto come si deve, magari mi aiuta a pronunciarlo bene il responsabile del CIS di Taranto, l'onorevole Dario Iaia, che è in collegamento con noi. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Non per correggerla, ma contratto, ecco, quindi insomma le azzeccate tutte, ma va bene così. Non diciamo... comitato, il comitato è quello dei giochi del Mediterraneo. Ha ragione, ha ragione. Interventi su Taranto, per carità. Ha ragione. Contratto interistituzionale di sviluppo, dai, che prima o poi... No, contratto istituzionale di sviluppo. Non interistituzionale, manco quello ci ha azzeccato. No, perfetto. Istituzionale. Benissimo, allora... siamo partiti bene questa mattina. Benissimo, direi che insomma, meno male che abbiamo lei in collegamento, così mi aiuta a non dire altre gastronerie. E allora, partiamo però dalla fine, onorevole, questa insomma credo di averla almeno letta bene. Piazza Fontana, siamo ormai addirittura d'arrivo della parte, diciamo, procedurale e burocratica per i lavori di rifacimento di Piazza Fontana. Avete assegnato, se non ho capito male, anche i lavori che dovremmo vedere insomma a breve. Sì, esattamente così. Piazza Fontana rientra tra quegli interventi finanziati dal contratto istituzionale di sviluppo, appunto dal CIS Taranto. Con questi acronimi è facile tagliare al di là delle battute. È un intervento di riqualificazione per un importo da 600.000 euro. Verrà chiaramente tutelata la fontana, tutta l'opera realizzata dall'architetto Carrino. Verrà anche sistemata, in questa foto ci rendiamo conto, anche tutta la parte antistante e retrostante la fontana, quindi non soltanto l'area della fontana e della piazza, ma anche la parte attorno alla piazza, in maniera tale da avere una porta di accesso alla città dal ponte di pietra molto più gradevole, molto più bello, molto più impattante nei confronti dei turisti, ma anche dei cittadini, dei tarantini che entreranno in città da quel lato. Piazza Fontana è solo uno dei tanti progetti, dei tanti lavori finanziati con i fondi del CIS. Onorevole, quanti sono complessivamente? Cioè, quanto è stato investito o sarà complessivamente investito su Taranto? Ma inizialmente erano 150. Io vorrei approfittare della vostra trasmissione per fare un po' di chiarezza. Il CIS, questo contratto sostanzialmente, è stato sottoscritto nel 2015, vale a dire 11 anni fa. Inizialmente si prevedevano 150 interventi ed una serie di soggetti attuatori. Che cos'è il CIS in sostanza? Nel CIS il governo impegna determinate risorse, 1,5 miliardi di euro inizialmente nel 2015. I soggetti attuatori devono appunto attuare ed utilizzare queste risorse messe a disposizione. I soggetti attuatori sono quali? Il Comune di Taranto, la Regione Puglia, la Provincia, la Marina Militare, il Ministero della Difesa, l'autorità portuale, quindi tutti questi, i comuni di Massafra, comuni di Montemesola, comuni di Crispiano. Quindi questi sono tutti soggetti attuatori e io sono nominato a fine aprile dell'anno scorso, vale a dire un 7-8 mesi fa, dal governo guidato da Giorgia Meloni, con il compito precipuo di accelerare la spesa, cioè di fare in modo che queste risorse, in parte spese ma in parte ancora residue, quindi parliamo di circa 850 milioni, venissero utilizzate. Quindi il mio compito è quello di accelerare e velocizzare gli interventi e questo sto cercando di fare. E diciamo che questo lo faccio per il tramite della struttura del Ministero della Coesione e di Invitalia, che molto spesso funge anche da stazione appaltante, cioè sostanzialmente fa le gare al posto dei soggetti attuatori perché è molto più veloce, diciamo, nella pubblicazione e nell'aggiudicazione delle gare. Onorevole, noi abbiamo quindi questi fondi a disposizione dal 2015. Sì, assolutamente, dal 2015 passati 11 anni. Ad aprile. Chiedo, diciamo, lei è arrivato da pochi mesi, però sono passati 11 anni. Cioè, ci fa un esempio, magari, o mi fa un esempio, magari non lo so, di un'opera conclusa con i fondi del CIS negli ultimi 11 anni? Ma ci sono diversi interventi della Marina Militare anche presso la base navale. La Marina è uno dei soggetti attuatori che ha lavorato meglio. Il comune di Montemesola, per esempio, abbiamo inaugurato qualche mese addietro il nuovo impianto sportivo, campo sportivo comunale che è stato quindi non sono realizzato. Fondi destinati Palazzo solo Troilo, a Taranto Palazzo città. Troilo. Allora, dicevo, adesso le rispondo. Palazzo Troilo, per esempio, che è la sede dei Giochi del Mediterraneo, è un'opera completa
a disposizione della città, completata con i fondi del CIS, così come la forestazione urbana e i tamburi. I lavori sono quasi completi. Ok, era giusto per avere un'idea, però le chiedevo, quindi non sono fondi destinati solo ed esclusivamente alla città di Taranto? No, anche all'area di crisi complessa, quindi parliamo di Massafra, di Montemesola e di Crispiano e di Statte. A Statte, per esempio, col CIS è stata completata la bonifica dell'area ex Cemerad, quei famosi fusti. Come no. I fusti radioattivi che giacevano lì da... Fusti radioattivi, esatto, quella bonifica è stata completata con i fondi del CIS. Onorevole, quanti altri progetti sono in questo momento in piedi con i fondi del CIS? Ma sono decine, saranno oltre 50 sicuramente. Ce n'erano una quindicina che non erano stati avviati quando io sono stato nominato, ne sono rimasti 8 ancora non avviati. Ci sono alcune criticità che vanno superate, che riguardano degli incagli con l'autorità di sistema portuale, l'housing sociale per quanto riguarda il comune di Taranto. Anche lì bisogna trovare una soluzione e capire che cosa effettivamente fare. Diciamo che c'è stata obiettivamente una accelerazione soprattutto in merito agli interventi che riguardano la città vecchia. Noi stiamo modificando il volto della città vecchia con una serie di interventi assolutamente importanti, a partire dal waterfront sul Mar Piccolo, per esempio. Anche quello è un intervento del CIS. Piazza Castello, i lavori sono in corso. Ieri, questa è la prima volta in cui ho modo di dirlo, non l'ho ancora comunicato, ieri Invitalia ha giudicato la gara per quanto riguarda la riqualificazione delle mura aragonesi. È un altro intervento importantissimo per un importo di circa 6 milioni di euro, che cambierà l'impatto per chi viene dal mare. Poi tenga presente che andremo a rifare i marciapiedi, verranno sostituite le ringhiere, verrà fatto un nuovo pavimento, ci saranno poi dei colpi in vetro sul pavimento, quindi l'impatto per chi viene dal mare e poi anche dal punto di vista della sicurezza rispetto alle mura aragonesi sarà importante. Poi i 9 frantoi ipogei, tutti riqualificati, la chiesa di San Domenico. Un altro intervento meraviglioso, altri 2 interventi meravigliosi sono la ripavimentazione di Via Duomo e poi tutta l'area del Tempio Dorico, quindi non soltanto l'area all'interno dove ci sono le colonne di fronte al Palazzo Municipale, per intendersi, al Palazzo di Città, ma tutta l'area antistante e retrostante verrà riqualificata. Onorevole, ci sarebbero la interrompo solo un attimo. Sì, prego. Allora, non facciamo così, finisca prima l'elenco degli interventi. Intervento, sto richiamando un po' gli interventi più importanti dal mio punto di vista. Palazzo Archita, che è abbandonato da decenni, finalmente si sta per chiudere la progettazione definitiva ed andare in gara per la riqualificazione delle facciate esterne e di tutta l'area, sia antistante che retrostante delle piazze, in pratica attorno alle aree più che le piazze attorno a Palazzo Archita. Insomma, grande biglietto da visita del borgo umbertino in qualche modo. Ma assolutamente sì, perché se poi parliamo di turismo, parliamo di sviluppo, parliamo di posti di lavoro, occorre realizzare una città che sia adeguata, che sia bella. La città è già straordinariamente bella, però occorrono degli interventi manutentivi che noi stiamo andando a realizzare. Poi chiaramente accanto a questi interventi infrastrutturali occorrerà un impegno dal punto di vista anche delle iniziative economiche per fare in modo che i privati abbiano tutto l'interesse ad investire sia nel borgo che nella città vecchia. Onorevole, a proposito di città vecchia, lei prima citava 2 cose sulle quali volevo un chiarimento. Il primo, a proposito di questa notizia che ci ha dato stamattina, aggiudicata la gara per il rifacimento delle mura aragonesi e mi pare di capire anche di una parte della camminata della ringhiera, se ho capito bene. Esatto, una parte, tutta la parte prospiciente il mare, la ringhiera, quindi tutta la parte frontale, la passeggiata dove ci sono anche le fermate 1-2 mi pare fermate degli autobus, il pavimento, poi chiaramente la messa in sicurezza. Quando ha detto questo mi ha stupito, quando lei ha parlato di pavimento stava dicendo qualcosa delle vetrate, cammineremo un po' come i deserti americani sul vuoto?
Allora sì, ci saranno delle parti in vetro strutturale, sì, che consentiranno di vedere il mare mentre si passeggia sulla camminata. Assolutamente sì, non tutto per carità, però ci sono delle parti previste dal progetto esecutivo con queste vetrate strutturali. Ok, e questo tra un po', diciamo, dovrebbero partire i lavori, mi pare di capire, perché se avete giudicato la gara... Sì, è stata aggiudicata ieri la gara, sì. Wow, interessante. La seconda, e magari ne parliamo approfonditamente dopo una piccola pausa che facciamo, onorevole. Lei ha parlato di un intervento a San Domenico, mi corregga se sbaglio. Quell'intervento a San Domenico credo che sia una cosa pazzesca, perché dovrebbe riportare alla luce tutto il labirinto, il dedalo di vicoli e stradine che esiste sotto il Tempio di San Domenico, giusto? Sì, esatto. E allora rientra tra gli interventi per la valorizzazione dell'area archeologica della città. Ma che meraviglia. Allora facciamo così, onorevole, se posso abusare ancora della sua pazienza, tanto non è che stiate lavorando molto ultimamente in Parlamento, a parte diciamo qualche guerra, qualcosa del genere. Veramente questa mattina abbiamo l'audizione del vicepresidente della Commissione europea. Sì, no, ero ironico, insomma, sono ieri... a disposizione. Ero ironico perché ieri insomma avete avuto l'audizione anche del ministro Crosetto, come dire, sono momenti particolarmente complicati, però insomma provo a sdrammatizzare un attimo. Allora, se possiamo abusare di qualche minuto ancora della sua presenza, diamo un po' di pubblicità e poi torniamo ancora con l'onorevole Iaia, vi raccontiamo una parte dei progetti futuri che Taranto sta per vivere. A tra pochissimo. Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot. Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com. Sei un imprenditore agricolo o agroindustriale? Con il parco agrisolare PNRR puoi installare il fotovoltaico sul tuo fabbricato e ottenere fino all'80% a fondo perduto. Riduci i costi energetici e rendi la tua azienda più competitiva. Eco Bioservice ti segue dalla pratica GSE alla realizzazione chiavi in mano. Le domande si presentano dal 10 marzo al 9 aprile 2026 fino ad esaurimento fondi. Non aspettare l'ultimo momento. Contattaci ora su ecobioservice.it. Siamo a Martina Franca. Eco Bioservice. Smart Energy Solution. Ego Food Festival. Cozza, pizza, dinner incredibile. Academy. Taranto dal 17 al 20 aprile 2026. www.egofestival.it. A Villa Ida ogni ospite è al centro di ogni attenzione. Una residenza per anziani dove la cura passa dai piccoli gesti quotidiani. I nostri OSS accompagnano gli ospiti durante tutta la giornata, dall'igiene personale alle attività quotidiane, con presenza e attenzione costante. La struttura è dotata di sistemi di sorveglianza che permettono allo staff di garantire sicurezza e controllo in ogni momento. Le ausiliarie si prendono cura della pulizia e della cucina. Il profumo dei piatti preparati ogni giorno fa sentire tutti come a casa. L'alimentazione è seguita con attenzione anche grazie alla presenza di un nutrizionista. E con Cami, tra giochi, ginnastica dolce e laboratori di cucina, ogni giornata diventa un momento di stimolo per mente e corpo. Villa Ida, residenza per anziani. Via Mediterraneo numero 25. Telefono 099 46 41 748. Residenza villaida@gmail.com. Cura, sicurezza e calore, come in famiglia. Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km al litro e 1200 con un pieno. Anche ad aprile, gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo per i crossover days hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Solo fino al 30 aprile. Info su nissan.it. Da Five Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908 www.provincialisrl.it. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile. La Catena, fiducia in movimento dal 1974. Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. 3 in questo momento, torniamo in diretta. Buongiorno Taranto, siamo con l'onorevole Dario Iaia, qui diamo il ben trovato ancora una volta. Buongiorno, eccoci di nuovo. Stiamo parlando di CIS, contratto istituzionale di sviluppo, stavolta l'ho imparato. Stiamo parlando di tutti i progetti sostanzialmente in piedi per Taranto o in divenire, in qualche modo finanziato con questi fondi. Ci siamo lasciati poco fa parlando di un intervento nella chiesa di San Domenico. Avete presente il tempio romanico nella città vecchia da cui a mezzanotte tra giovedì e venerdì santo comincia il pellegrinaggio della Dolorata? Pochi sanno che quella chiesa nasce sui resti dell'antica San Pietro Imperiale, che a sua volta nasce sui resti di un'antica di un tempio greco. Sotto la chiesa di San Domenico c'è un dedalo incredibile di vicoli e stradine, un vero e proprio labirinto che, onorevole, mi corregga se sbaglio, sarà finalmente portato alla luce, nel senso che diventerà visitabile da parte dei cittadini e dei fedeli, o sbaglio? Sì, verrà tutto riqualificato, chiaramente adesso non so dirvi con precisione sino a quando, però per quanta percorrenza, però l'intervento è assolutamente quello, sì. C'è credo anche qualche altro intervento che riguarda proprio la storia quasi, se vogliamo, sconosciuta di questa città, anche attraverso la città vecchia, o sbaglio, onorevole? Ci sono intanto i 9 ipogei, tutti di proprietà pubblica, tutti di proprietà comunale, i quali saranno riqualificati e messi a disposizione della città. Poi del Palazzo Troilo abbiamo già parlato, il Palazzo d'Aiala Valva è un altro palazzo importante, i lavori sono in corso, Via Duomo verrà ripavimentata completamente, Piazza Castello i lavori sono in corso, all'interno del Castello Aragonese c'è anche un intervento di riqualificazione in corso. E poi non dobbiamo dimenticare il Ponte Girevole. Ecco, e là volevo arrivare. Girevole, siccome io ci abito sopra, utilizzo brutalmente questa trasmissione per, regolare la mia vita, onorevole. Quando comincerà questo inferno senza fine? Ma non sarà un inferno senza fine, perché noi contiamo. Parli per lei, onorevole, che può parcheggiare, io ho problemi diversi. Immagino. Allora, la Marina sta completando tutto l'iter progettuale, io credo, anzi sono sicuro che andremo in gara l'anno prossimo e quindi entro fine 27 dovremmo avere a disposizione il nuovo Ponte Girevole, che è un intervento importante che cuba quasi 26 milioni di euro. Stiamo parlando di smontare il vecchio ponte e risistemarlo in maniera nuova, anche per ospitare le BRT, giusto? Esatto, sì, parliamo di questo intervento. Devo dire che all'inizio il CIS finanziava soltanto una sostituzione parziale di parti del ponte. Successivamente poi nel corso della progettazione, delle riverifiche eccetera, la Marina Militare, i tecnici della Marina Militare hanno ritenuto che fosse più opportuno invece sostituire per intero il ponte, quindi questo stiamo facendo. Non ho capito, sarà modificato o sarà proprio un altro ponte?
No, sarà un nuovo ponte, sarà uguale. Sul quale uguale magari stanno già lavorando, così non ci perdiamo troppo tempo senza collegamenti. No, adesso si sta lavorando sui calcoli, su tutta la progettazione esecutiva. Ecco, poi subito dopo chiaramente verrà completamente sostituito, cioè ci sarà un altro ponte identico a quello attuale ma nuovo. Ok. Perché ci sono esigenze anche di sicurezza. Ecco, però non so se è giusto adesso chiederlo a lei o sicuramente lo chiederemo anche a qualcuno del comune. Se è vero a questo punto che le BRT dovrebbero entrare in funzione a gennaio 2027, fino a quando sarà sostituito il ponte passeranno su quello vecchio? Questo bisognerebbe chiedere al comune. Sì, no, appunto, sì. diciamo. Bene, la cosa mi mette una certa ansia, ma un'ultima domanda. Si faranno le verifiche del caso. Sì, lo speriamo un po' tutti. Onorevole, un'ultima domanda davvero. Quando pensa che tutti questi progetti, questi cantieri che abbiamo raccontato, potranno essere davvero visibili e dare un nuovo volto alla città? Le chiedo proprio davvero in termini di tempi, di date. Ma io penso che entro la fine dell'anno alcuni interventi saranno completati, immagino Piazza Castello, la parte interna del Castello Aragonese, diversi interventi. Credo che la maggior parte sarà completata l'anno prossimo, entro dicembre 2027. Diciamo che io, se posso dire, cerco di approcciarmi a questo incarico più che come parlamentare, come ex sindaco, avendo svolto questo lavoro, questa professione da sindaco. Sto cercando di fare in modo che i tempi non siano quelli biblici, classici delle opere pubbliche, ma invece le risorse vengano utilizzate e si acceleri quanto più possibile. Alcune volte risulto anche antipatico alla parte tecnica, però fa niente, l'importante è che le risorse vengano utilizzate e soprattutto i cittadini vedano il lavoro che si sta facendo. Grazie davvero all'onorevole Dario Iaia per essere stato con noi questa mattina, per averci dedicato questa mezz'ora. Grazie davvero per averci raccontato soprattutto quello che ci aspetta, e anche per dare la possibilità a chi in questo momento sta bestemmiando in macchina di comprendere che in fondo quei cantieri sono degli investimenti, e magari un piccolo sacrificio anche da parte nostra serve a trasformare anche solo esteticamente questa città. Grazie davvero onorevole, buon lavoro. Grazie, buona giornata a tutti voi. Rimango a disposizione. Bene, e allora sicuramente ne approfitteremo, onorevole. Grazie davvero. Noi invece siamo praticamente in chiusura, Gis, quindi non ci resta che dare appuntamento con il nostro palinsesto. Vi ricordo il telegiornale di Cittadella TV alle 14 su canale 94 del digitale terrestre, poi tutta la musica, l'informazione sui 96.5 e sempre sul canale 94. Buongiorno Taranto torna invece domani mattina dalle 7 alle 9, quindi mi raccomando non andate via. Adesso c'è il giornale radio, Gis. Ok, c'è il giornale radio e poi ovviamente troverete la nostra Annette. Mi raccomando, restate con noi. Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Sono le 9. Cittadella News.